Qui si studia meteorologia, è la prima cosa che bisogna fare per affrontare questa barcolana. Beh, adesso ci vuole l'ombrello. Siamo qui da 2 giorni, oggi piove e domani speriamo di no, però insomma non fa nulla, quello che c'è, ci divertiremo, i partecipanti non saranno scoraggiati e comunque domani c'è una buona previsione di vento non forte, quindi benissimo e pronti. Una bella coppia, chi è che ha più forza in barca, tu o Andrea? Andrea è forte e io da un'altra parte, quindi insomma cerchiamo di fare il meglio, di goderci assieme questa avventura e sono felice di potergli far vedere questa regata perché è una cosa unica al mondo e quindi come io rimango estasiato ogni volta che vedo 1500 barche sulla linea, spero che rimarrà altrettanto colpito lui domani. Vasco Vascotto, Mauro Pelaschier, Lorenzo Bressani, insomma, tutti questi velisti, hai già parlato con loro del tipo ci vediamo sulla linea di partenza, perché so che quando la regata si accende voi non avete più amici. Ah, quello sicuro, il problema è che la linea è talmente lunga, ci sono talmente tante barche che poi è anche difficile ritrovarsi. Speriamo di trovarci tutti alla prima boa, che vuol dire che c'è una bella battaglia, però dipende molto dal vento, perché tante volte col vento leggero c'è qualcuno che riesce a scappare, però insomma il bello di questa regata è che c'è un aspetto agonistico a cui tutti teniamo, un aspetto anche di celebrazione del mare, della vela e della città che è importante, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo in entrambi i settori.